Ciao. Oggi iniziamo il vlog con l'autista che è ancora in ferie. Beh, appena andati in banca a prendersi un po' di soldini che adesso andiamo a farci la spesa, che siamo arrivati sabato. Ieri che era mangiato anche il frigo. Ieri che era domenica, visto che avevo avanzato un po' di grana, ho fatto un riso in bianco e abbiamo aperto un po' di salumi, di dolcetti che ci siamo presi in Puglia, per cui ieri abbiamo mangiato così. Oggi devo andare a fare un po' di spesa perché ho il frigo vuoto. Io ho mangiato tutto dopo Di qua. alla. Comunque adesso andiamo a farci un po' di spesuccia. Allora, eccoci qui con la spesa di questa mattina. Allora, ho preso mezzo galletto, che è qui quello fatto allo spiedo, un quarto di anguria, poi dei gelati, ho preso il Nutella mandorle e vaniglia di Java, un po' di carne. Allora ho preso petto di pollo, queste qui che era roast beef vitello, fettine scelte di Sorana che io le faccio impanate o alla piastra, e questo qui sono medaglioni per grill. Passiamo alla verdurina. La verdurina ho preso la valeriana e poi da quest'altro sacchetto questo misto di tutti insieme, una confezione di ammorbidente perché in questi giorni sto facendo molte lavatrici, una confezione di pomodorini ciliegino, una confezione grande di limì, solo perché quelle piccole non c'erano, per cui ho preso quelle grandi. Queste sottilette al cremose che hanno dentro la Philadelphia, visto che ho preso anche un pezzo di prosciutto cotto intero alto mezzo centimetro, ho pensato di fare delle striscioline di prosciutto, rosolarle su una pentola antiaderente e metterci sopra questa sottiletta. Poi il succo all'ace e il succo all'ananas. Dopo qui dentro ci rimangono solo le bibite, l'oransoda, il chinotto, la Coca-Cola, Pepsi. Questo è il Stura Mister Muscolo perché adesso ho lo scarico della doccia che va giù lentamente, per cui ho deciso di prenderlo. Poi su quest'altro sacchetto ho preso un po' d'uva e questi qui degli sfilacci di equini, le noci sgusciate. Qui dentro in questi sacchetti, allora ho preso la pancetta affumicata, la fetta di prosciutto cotto, i tomini, eccoli qui, e un pezzetto di stracchino, le uova, poi Actimel, questo qui da bere al mattino, il burro che ho preso questo qui di Meg fiori bavaresi, l'insalata russa da mangiare con la verdurina. E qui dentro ho preso un trancio di pesce spada alla palermitana che l'ho già preso una volta, mi è piaciuto e l'ho ripreso, e di qua ho preso 2 etti di manzo all'inglese, che in altre parole sarebbe anche il roast beef. Questa è la mia spesa dopo ferie. Adesso metto via un po' tutto. Poi oggi pomeriggio, perché non ho preso il grana, che ne avevo ancora un pezzettino, ma volevo andare a prenderle sul negozietto di Castelfranco, e anche il pane non l'ho preso, anche perché a parte abbiamo ancora i taralli che abbiamo preso in Puglia, e ho deciso un attimo di capirmi cosa va finito prima e cosa no.
Sono appena passata da Sephora perché volevo prendere la nuova palette. Vedendo sul sito le colorazioni mi piacevano, mi sembravano, rispetto alla precedente collaborazione che ha fatto Anastasia Beverly Hills, che ha fatto una palette quasi simile alla Riviera, diciamo, con molti colori, questa di toni naturali che per me sono più portabili, e questa è la nuova palette di Anastasia Beverly Hills in collaborazione con Jackie Aina, e ve lo scrivo il nome così capite di chi sto parlando. E questa, la confezione esterna è fatta così. Questa è la confezione che è fatta così, tipo finta pelle, e qui che sono proprio che c'ho il sole che arriva, volevo farvi vedere le colorazioni di questa palette, perché sui siti non ce ne sono molti swatch di questa palette, perché anch'io mi piaceva, però volevo vedere un po' più di swatch e vi assicuro che non c'erano, c'è poco materiale che faccia pubblicità di questa palette. E adesso che l'ho vista ho deciso di prenderla, e queste sono le colorazioni, perché io vedendola da certi siti mi sembravano un po' sui toni scuri, mentre vedendola così adesso con il riflesso del sole mi sembra che non sia proprio male come colorazioni. Poi c'è questo bianco e questo viola che mi ispirava, il classico pennellino. Comunque adesso, se riesco a non avere addosso troppo caldo e a provarla, vediamo queste colorazioni. Costa come le altre 49 euro. Poi mi ero prefissata che volevo provare il nuovo fondotinta di Make Up Forever, il Rebot, e alla fine l'ho preso. Volevo aspettare il 20%, però visto che avevo anche il 10% come sconto l'ho preso con il 10%, e rispetto all'Ultra HD, che è il classico fondotinta, è più leggero. Adesso ve lo faccio vedere sul mio viso perché me l'hanno messo. Adesso non so cosa capite perché non avete una foto di prima e dopo. Comunque questo qui è il fondotinta, in questo momento ce l'ho su ed ha una texture molto leggera, che vorrei quasi dire che sia un fondotinta adatto per l'estate, perché infatti io gli avevo detto lo prendo con il 20%, come mi arriva qua a settembre più o meno, ma mi ha detto non so se poi lo utilizzi, perché poi si va verso il periodo invernale e forse diventa troppo leggero. Ma comunque io volevo provarlo e ho deciso di prenderlo e di provare questo nuovo fondotinta, perché con l'Ultra HD io d'inverno mi trovo bene, mi dà quella luminosità che gli altri fondotinta non mi danno. Per cui adesso vediamo questo qui che effetto mi fa, perché io lo volevo provare anche da mettere più avanti quando arriva settembre, che fa meno caldo. Eventualmente, se è troppo leggero, faccio un strato di questo e un strato dell'altro. Adesso vediamo come mi organizzo. Comunque è un bel, mi sto guardando anche qui sopra sul specchietto della macchina, dà un bel effetto che dice che leviga la pelle, ed è quello che cercavo, un fondotinta che levighi la pelle. Adesso vediamo, provandolo con le mie mani, che effetto che fa. Ed ecco arrivato il pacco della Q-Smithy. Io sono arrivata domenica alle 10 più o meno di sera, però durante la settimana mi era arrivato questo buono sconto da Q-Smithy valido fino al 18, per cui fino a domenica, che avevo le spese di spedizioni gratis con una spesa di 35 euro. Visto che le spese di spedizione, se si fa un acquisto sotto gli 80 euro, sono di 8 euro, per cui abbastanza care, ho deciso di approfittare di questa promozione, per cui ho preso questi 3 tè. Ho preso questo qui che è un BB Detox, che dovrebbe avere un sentore di limone se non ricordo male. Comunque adesso dirvi di preciso con il gusto non saprei. Questo è un tè all'acqua di rosa che dovrebbe avere dentro anche i petali di rosa in teoria. Questo è un mix di tè detox, perché loro di tè detox ne hanno di 3 tipi: quello azzurro, quello verde e quello giallo.
Allora ho preso il mix per assaggiarli tutti e tre, e da solo ho preso questo qui giallo, perché quello azzurro l'ho già provato ed è buono, quello verde lo devo ancora provare. E adesso, beh, qui vedete ancora che sto lavando le cose delle ferie, devo ancora lavare gli asciugamani delle ferie, un paio di gonne, e insomma ci devo fare altre 2 o 3 lavatrici prima di aver concluso veramente di aver lavato tutte le cose che erano in valigia. Comunque adesso mi avventuro fuori, anche se c'è una bella affa, perché volevo andare a prendere il giornale TV Sorrisi e Canzoni, visto che oggi è arrivato, in teoria dovrebbe essere arrivato, e a prendere anche un chilo e mezzo di gelato, così almeno si mangia qualcosa di fresco. Giornali presi, ho preso TV Sorrisi e Canzoni, che c'era solo questo qua dentro Enigmistica. Poi ho preso Facile Cucina, a parte che non so, sì, dal 24 al 30, dal 24 al 30 agosto, non sapevo se fosse, sì, stavo pensando che non sia quello di questa settimana e non della prossima, perché di solito quello che prendo questa settimana parte da sabato. Poi di qua ho preso anche Cucina Facile di agosto e spero di trovare delle belle ricettine di verdure, che le verdure di per sé le utilizzo tutto l'anno, per cui vediamo cosa c'è all'interno. E adesso, prima di sciogliermi completamente, vado a prendere un chilo di gelato e mangiarmi anche una piccola coppettina di gelato. Mi sa, sia ieri che oggi ho provato a mettermi di fare un po' di codina con l'eyeliner. Ieri da mezzo occhio indietro e fare un po' una leggera codina, anche perché ho l'occhio cadente, per cui di conseguenza ho la palpebra cadente, di conseguenza qui mi copre parecchio. Ma sia quello di Nabla che ho provato ieri, sia questo di Fendi che ho provato oggi, che sia il caldo che sia per la forma del mio occhio, si scioglie, sparisce completamente la codina, rimane solo il nero che metto sulle ciglia. E un'altra cosa, non so se sia perché ho fatto i bagni in mare, perché è caldo, perché sudo di più, però questo mese mi sembra che la laminazione delle ciglia mi duri meno. Infatti anche oggi che mi sono messo un po' di mascara, mi sono accorta che sono già più giù rispetto all'altro mese. Se penso ai mesi scorsi che ho fatto la laminazione, mi è sembrato che sia durata di più. Questa veramente, non so da cosa, perché adesso non me ne intendo, non so se il caldo influisca, se il fatto della salsedine del mare influisca anche questo, però veramente mi trovo che sono già scese parecchio. Allora, qui ho preso 1,5 kg di gelato, mentre di qua mi sto pappando il gelatuzzo. Ho preso Opera e Capriccio. Questi due, l'Opera è un gusto nuovo che di solito non trovavo, mentre il Capriccio è tutta l'estate che ce l'hanno. Ecco qui il piatto che vi avevo accennato. Ho rosolato, questa è mezza fetta della fetta che avevo preso di prosciutto cotto. Ci ho messo sopra 2 sottilette che ho preso, queste qui, le cremose, che hanno dentro la Philadelphia, gli empite di Philadelphia. E poi quando è ora di mangiare passo un attimo in microonde che si sciolga un attimo la sottiletta, e questa è la mia cena. Non so se poi ci aggiungo sopra qualche pomodorino, adesso vedo se mi ispira oppure no. Oggi vado a prendere un po' di pane, anche se ne ho un po' di congelatore avanzato di prima delle ferie. Ho deciso di andarli a prendere, visto che sono uscita di mattina, anche perché dovevo portare l'umido dove passa il camioncino che lo raccoglie, e così ho deciso, vado a prendere anche un po' di pane, perché questo panificio al pomeriggio di solito va alle 4:30, però gli piace anche aprire alle 5 e sinceramente alle 5 mi diventa un po' troppo tardi, per cui preferisco fare il giro di mattina. E poi volevo dirvi un'altra cosa, non so se le ferie abbiano fatto bene anche ad internet.
prima di dirvelo ho aspettato di caricare 2 video. Io già da quando sono arrivata ho già caricato 2 video e sono riuscita a caricarli da casa in 45 minuti, però forse hanno finito di farmi impazzire su come caricare i video, e anche senza utilizzare convertitori di video. Tranquillamente sono riuscita a caricarli, per cui speriamo bene che continui così. Bene, adesso vado a prendermi, pago il parcheggio e vado a prendermi un po' di pane, un po' di mozzarella, volevo prendere il grana che devo ricordarmi, le uova e poi penso basta. Questa è la spesa che mi sono concessa questa mattina. Allora ho preso un pezzo di grana da 36 mesi, 4 uova, questa pasta di questo marchio Spinosi che non ho mai assaggiato, così vedo com'è, un pezzo di treccia di mozzarella, del pane, l'insalata russa, del sgombro con la cipolla. Poi sono passata in macelleria. Allora ho preso del ragù d'anatra che io poi me lo divido e me lo congelo, delle cipolline cotte da loro. Qui sono delle polpettine di pollo, delle salsicette, qui c'è della pancetta da fare alla piastra e qui ci sono, io la chiamo carne rossa perché poi non saprei dirvi che pezzo che è da fare sia impanata che alla piastra. Mi ha detto che è molto molto morbida, che è come il burro. Vediamo se quando la faccio alla piastra è veramente così soffice. Oggi in mercato agricolo finalmente prendo un po' di verdurina che dovrebbe essere più buona di quella del supermercato, però vi dico che l'altro giorno che ho fatto la spesa al supermercato i pomodorini ciliegine non erano niente male, avevano abbastanza gusto, forse è la stagione per cui vengono più buoni anche loro. Comunque adesso vado al mercato agricolo che dovrebbero essere belli gustosi. Mi sono appena fatto un giro sia da Piazza Italia che da OVS per vedere cosa proponevano per l'autunno. Ho guardato principalmente i jeans perché come magliette, a parte l'OVS ho visto delle magliette con maniche lunghe ma non mi ispira, sì erano carine ma non avevo voglia oggi di spendere soldi in abbigliamento. Poi ho visto dei jeans sia da Piazza Italia che da OVS senza risvolto in fondo, praticamente ci sono i fili che se tu tiri si disfa il tessuto, per cui sono molto molto particolari. Non so se sinceramente ne prenderei un paio con questo effetto di sfilacciamento sotto, praticamente sono tagliati e non hanno nessun risvolto. Per cui non lo so se mi ispira, cioè sono carini ma non lo so, questo effetto che si sfilacciano, ho paura che facendoci diversi lavaggi si sfilaccino ancora di più e poi ho il rischio che mi diventino corti e non riesca più a portarli. Ma vediamo come, se mi ispirano o cosa. Non costavano neanche tanto, da Piazza Italia sulle 15 euro, da OVS perché avevano sul fianco una fila di brillantini costavano 29 se non ricordo male, per cui il prezzo è un po' sono diversi, quasi il doppio quelli di OVS. Comunque vediamo se li acquisto, non lo so. Eccoci qui con la spesa fatta al mercato agricolo. Ora ho preso pomodori, ho preso questi qui che non so come si chiamano, quelli sotto che non so lo stesso come si chiamano, e poi ho preso anche quest'altro, questi sono tipo cirio. Di qua ho preso i cetrioli che sono sotto e sopra peperoni, mentre di qua ho preso dei fagiolini, 3 zucchine e una melanzana da fare come verdura alla griglia, e queste sono delle noci pesche e delle mele. Ieri mattina alle 11:45 ho fatto un ordine sul sito di Pinalli di prodotti Mulac. Sul sito di Pinalli con 25 euro già si hanno le spese di spedizioni gratis, per cui è molto molto conveniente, diciamo, non serve arrivare alle 40 euro, perché se io prendo questi prodotti sul sito di Mulac devo arrivare ai 40 euro.
mentre qui su Pinali con 25 euro già me li spediscono. Per cui ho preso questa volta l'SOS Mask. Io di questo sto già utilizzando lo scrub e mi piace molto, e ho voluto provare ad aggiungerci anche la maschera che va tenuta su in viso 10 minuti e serve principalmente, il motivo principale per cui io l'ho presa è perché dovrebbe ridurre i pori, per cui mi è interessato provarla, e ha il 98% di prodotti, ingredienti naturali, come anche lo scrub. Poi ho voluto prendere un rossetto della nuova collezione, ci sono usciti 3 nuovi rossetti, io ho preso, adesso spero, cioè vorrei che lo inquadrassi, ma c'è troppa roba qui sopra e fa fatica ad inquadrarlo, per cui provo a spostarmi. Io ho preso il numero, eccolo qui, io ho preso il numero 43, beh il nome non ve lo leggo perché è impossibile leggerlo anche per me, per cui è il numero 43 e questo qui è il rossetto. Sono nelle classiche confezioni di Mulac, e questo qui è lo swatch di questo rossetto. Gli altri due che sono usciti sempre per il periodo estivo non mi ispiravano molto, li vedevo troppo colorati secondo i miei punti di vista, mentre questo lo trovo semplice e adatto da portare anche tutti i giorni. Questa sera sono diretta in località San Giovanni, che è una località di Valdobbiadene, che a mezzogiorno ho telefonato e avrei prenotato una costata, vediamo se le fanno oppure no, perché alle 7:30 di sera dovrebbero iniziare a farle. Adesso come arriviamo poi casomai vi faccio la fotina della costata. Allora, come avete visto, la costata era bella altina, ce la siamo mangiata e era buona, era bella cotta giusta, fatta bene, buona. Oggi spesuccia da Tigotà. Allora ho preso la carta igienica Scotonelle Maxi con olio di argan, il calgo questo in polvere che l'ho trovato a meno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso lo pagavo 8 euro e comunque quello che ho finito l'ho pagato 8 euro, adesso 7 euro e qualcosa in centesimi. Il perlano, questo la lavanda, 2 confezioni di ammorbidente della Man dei Tesori d'Oriente, 1 e 2. E per finire ho preso anche il calgo liquido. Ed eccomi andata a prendere TV Sorrisi e Canzoni per questa settimana. Questo dovrebbe iniziare da sabato e io pensavo adesso di chiudere questo vlog adesso. Questa settimana o la prossima settimana devo portare la macchina a fare italiano, adesso vediamo come mi organizzo. Ho provato a fare un make up con una palette nuova che vedrete nei video acquisti che pubblicherò martedì. Il fondotinta, sempre uno nuovo, ho provato a mettermelo ma è troppo caldo, divento lucida, già sono lucida così che ho messo solo la crema idratante, ma con il fondotinta fa un effetto ancora più fastidioso. Mettermi sopra la cipria in continuo non mi piace perché mi dà l'impressione di fare un pastone, e allora per il momento per il fondotinta è ancora presto, anche perché per il fondotinta sempre nuovo che vedrete nel video haul di martedì volevo fare una recensione diciamo, ma sto aspettando che passi questo caldo di poter vedere veramente l'effetto del fondotinta, perché con questo caldo qualsiasi fondotinta che mi metti mi fa l'effetto di diventare lucida, di sudare, e dà un brutto effetto, diciamo. Allora devo aspettare un attimo che le temperature cambino. In teoria
dopo il 7 di settembre mettono che da queste zone dovrebbe diminuire la temperatura. Vediamo se è vero. Allora io intanto per questo vlog vi saluto qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao!